Laboratori tematici, seminari e convegni, ma anche potenziamento e recupero di alcuni insegnamenti e copertura delle spese per la docenza interna e tutoraggio sono alcune delle iniziative che l'assessorato regionale all'istruzione finanzierà prossimamente negli istituti delle isole minori. Ogni scuola quindi potrà proporre un solo progetto per un importo di non oltre 20.000 euro, in partenariato anche con enti pubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro. L'obiettivo è quello di migliorare non solo il supporto organizzativo e didattico, ma anche favorire attività formative di scambio con altre realtà scolastiche per gli istituti delle isole minori. Particolarmente attenzione per la didattica, possono essere ammessi ai finanziamenti quei progetti che in orario extracurriculare favoriscono il potenziamento e il recupero di alcune materie. I fondi saranno a disposizione anche per coprire le spese per l'attività di docenza interna e tutoraggio, incluse quelle eventuali per il trasporto del personale scolastico. I fondi potranno essere impiegati oltre che per piccoli interventi infrastrutturali con il limite del 30% del finanziamento. La copertura finanziaria potrà coprire l'acquisto di libri, servizi esterni e prodotti divulgativi per la realizzazione dei progetti. Le attività proposte per il finanziamento dovranno concludersi entro il 31 agosto del 2022. Le domande di partecipazione complete della documentazione dovranno essere presentate entro l'8 novembre secondo le modalità previste dalla circolare dell'ufficio della regione scolastica siciliana.